Questa notte è piena di magia, le luci brillano solo per te. Sotto i riflettori il mondo sorride, siete regine, il palco è tutto vostro, yeah. Ragazze splendenti, fate il vostro ingresso, Miss Principessa d'Europa, è il vostro momento. Con cuore e grinta, fate un bel passo, siete stelle che brillano nel firmamento. Con ogni passo fate vedere chi siete, la vostra bellezza risplende nell'aria. Con eleganza e stile incantate ogni cuore, siete uniche, siete fuoco che arde, yeah. Ragazze splendenti, fate il vostro ingresso, Miss Principessa d'Europa, è il vostro momento. Con cuore e grinta, fate un bel passo, siete stelle che brillano nel firmamento. Non fermatevi mai, mai avendo paura, non ti cercherò più, vieni da me, abbracciami e fammi sentire che sono solo mie piccole paure. E buonasera amici di Gigi Ferro Team, benvenuti alla penultima selezione di Miss Principessa d'Europa, selezioni per il Triveneto. Questa sera ci troviamo a Saccolongo, in particolare al ristorante Antica Masseria, un posto veramente spettacolare. Vi consiglio vivamente di venirci perché io penso sia una delle migliori location che abbia visto fino a questo momento. Oggi non avremo solamente le nostre meravigliose miss, ma avremo anche le lady e le over per il concorso Bellissima Italiana. Quindi una lunghissima serata piena di moda, piena di arte. Io non vedo l'ora che inizi, perciò non mi resta altro che augurarvi una buona visione e noi ci vediamo più tardi con le nostre solite interviste di rito. Ed eccoci, finalmente riusciamo a iniziare con un'ora di ritardo, ma ci siamo. L'ora di ritardo era per farti bella? Caspita, abbiamo aspettato un vano. Direi che ne valsa la pena, però dai. Un applauso ad Ambra. E ovviamente a Stefano, il mio collega. Più forte. Esatto. Va bene, allora ce l'abbiamo fatta, abbiamo iniziato. Inizia quindi il concorso Miss Principessa d'Europa, la quinta selezione addirittura in questa splendida location, direi bellissima, e giunge voce che si mangia veramente bene. E non è giusto? neanche l'ultima selezione, e questo è il punto. Esatto, quindi arriviamo esauriti. Dopodiché ovviamente è anche la terza selezione di Bellissima Italiana, quindi stasera vedremo sia Miss che Lady gareggiare insieme, con in particolare che le Lady sono tutte nella categoria senior, una più bella dell'altra. Perché? Perché è giusto dare rilievo anche alla bellezza più matura, con più esperienza. Ok, allora, un concorso nazionale di Miss Principessa d'Europa è un concorso di bellezza nella top 5 del CIP, ovvero Coordinamento Italiano Professionisti Moda e Spettacolo. Le miss elette da Miss Principessa d'Europa sono spesso rappresentanti italiane in concorsi mondiali con oltre 50 milioni di contatti generati ogni anno. Potremmo in realtà parlare di questo concorso per 5-10 minuti, ma direi che possiamo soprassedere e andare oltre, giusto? Basta seguire la pagina principale o i nostri profili Steam e Miss Principessa Veneto. Esattamente. Inizierei a presentare prima una delle finaliste nazionali, bellissima, giovanissima, emozionatissima,
Chiamerei pertanto con noi Alessandra Zava. E la accoglierei con un grande applauso. Un po' di più. Impegnatevi. Siamo qui per brillare, con il cuore che batte forte, tutti gli occhi su di noi. Stasera siamo le regine della notte. Siamo pronti a conquistare, con la grazia e il nostro stile, ogni passo un'esplosione di bellezza e di passione. Alza le mani, senti l'energia, questa è la nostra notte, siamo le regine. Un applauso ad Alessandra Zava che ci accompagnerà alla finale nazionale prevista per il 13 settembre a Cinecittà a Roma. Esatto, andiamo a divertirci un po'. Alessandra, accomodati. Ti facciamo accomodare con il resto della giuria che passerei a presentare. Presidente di giuria Paolo Campiglio, nonché, certo, hai visto ciò, nonché presidente di Daclè. Abbiamo poi Fabio Denardi, il nostro personaggio è fantastico. Fabio è un regista e ha in serbo molti progetti, sia per Miss che per Lady. In collaborazione con Steam Eventi, giusto? Bravo Stefano. Alessia Manzardo, la nostra hairstylist e proprietaria del salone Elodie di Schio. Fabiana Fernandez di Fabi Fernandez Boutique, che vedremo poi sfilare nel nostro momento moda. Aurora Musilli in Artes Elenis, di cui potremo poi ascoltare la voce melodica, non aggiungiamo nulla. È una sorpresa. E ovviamente poi abbiamo insieme alla nostra giuria Alessandra. Vuoi aggiungere qualcosa? Sì. Che mi guardi così? Esatto. Ok. Vi chiedo un favore personale. Tra tutte le Miss abbiamo qualche ragazza giovane alla prima esperienza in passerella. Giovane anche d'età. Vi chiedo un grande applauso ogni volta che entrano. Lo prendo come un favore personale. Alle mie spalle da qualche parte c'è mio figlio, prende nome e cognome di chi non applaude e buttiamo le ruote. Mister Simpatia è già stato eletto, è arrivato primo classificato Stefano Casagrande. Detto ciò. Grazie. Allora, prima di iniziare con la prima uscita delle Miss, direi che possiamo anche presentare uno dei nostri main sponsor della serata. Lasciate l'onore? Daclè, multinazionale farmaceutica, tra i leader della ricerca medica e scientifica, è un'eccellenza dell'industria italiana. Fondata 125 anni fa come laboratorio chimico, diventata 90 anni fa società per azioni, oggi è un gruppo internazionale presente in 8 paesi europei. Poiché Miss Principessa d'Europa è un'importante vetrina del mondo dello spettacolo per coniugare salute e bellezza, la società farmaceutica Daclè potrà inserire alcune finaliste come testimonial, che identificheranno l'immagine dell'azienda nelle prossime campagne pubblicitarie. E ringraziamo pertanto il prestigioso marchio e il suo presidente Paolo Campiglio. Grazie Paolo. Iniziamo il divertimento. La prima uscita è l'uscita in abito elegante, noi adesso ci spostiamo per lasciare le nostre protagoniste sfilare e la giuria dovrà Avere l'arduo compito. sì, molto arduo, bruttissimo lavoro questa sera, giudicare tra un numero tra 1 e 5, dove giudicheranno il portamento e l'eleganza delle ragazze e delle lady. Per gli 1, se qualcuno dà 1, vi do poi le schede e bucate le ruote. Possiamo iniziare, Daniel, grazie. Un applauso per la numero 1, Giulia Laura Quagliato. Per lasciare le nostre protagoniste sfilare e la giuria dovrà Avere l'arduo compito. sì, molto arduo, bruttissimo lavoro questa sera, giudicare tra un numero tra 1 e 5, dove giudicheranno il portamento e l'eleganza delle ragazze e delle lady. Per gli 1, se qualcuno dà 1, vi do poi le schede e bucate le ruote. Possiamo
Possiamo iniziare, Daniel, grazie. Un applauso per la numero 1, Giulia Laura Quagliato. E sotto il cielo che respira, due sorrisi accendono la sera, come fari nel silenzio, illuminano ogni senso. Voi dolci muse del mio cuore, un raggio di sole in ogni colore, sotto le stelle danzate leggere, siete la poesia che il vento vuole scrivere. Nel riflesso di un tramonto c'è la luce del vostro mondo, ogni passo che fate qui trasforma il tempo in melodia. È il turno della concorrente numero 2, Nicole Scaggiante. Dolci muse del mio cuore, un raggio di sole in ogni colore, sotto le stelle danzate leggere, siete la poesia che il vento vuole scrivere. Nel riflesso di un tramonto c'è la luce del vostro mondo, ogni passo che fate qui trasforma il tempo in melodia. Voi dolci muse del mio cuore, un raggio di sole in ogni colore, sotto le stelle danzate leggere, siete la poesia che il vento vuole scrivere. Ed io resto qui a guardarvi come un sogno che si svela, ogni parola che vi dedico diventa un abbraccio che non vola via. La numero 3, Aurora Consalter. In un mondo che gira senza sosta, ognuno cerca il suo posto, una risposta tra sogni, speranze, lacrime e sorrisi. La vita ci chiama ma indecisi. È un viaggio, un'avventura senza fine, tra alti e bassi, luci e ombre divine. Ogni istante è un dono da scoprire. La vita ci chiama, ma vivere e sentire. Il turno della concorrente numero 4, Giorgia Podda. Dal primo respiro, ogni passo, troviamo l'amore, ci perdiamo nel tempo, impariamo a cadere, a rialzarci forti, perché ogni sfida ci rende più grandi. È un viaggio, un'avventura senza fine, tra alti e bassi, luci e ombre divine. Ogni istante è un dono da scoprire. La vita ci chiama da vivere e sentire. Guardiamo il cielo, contiamo le stelle. Ogni storia è unica, così bella. Le strade si incrociano, destini si uniscono in questo grande Numero viaggio. 5 è Vittoria Costa. È un viaggio, un'avventura senza fine, tra alti e bassi, luci e ombre divine. Ogni istante è un dono da scoprire. La vita ci chiama da vivere e sentire. La vita è un mistero, un dono
prezioso, abbracciamola stretta, ogni momento glorioso, tra sogni e speranze, lacrime e sorrisi, la vita ci chiama, ma indecisi. Turno della concorrente numero 6, Anna Di Martino. Senti il beat, è il tuo momento, brilla forte, sei firmamento. Ogni passo sulla scena è luce, coraggio, sogni e voglia di vincere. Senti il ritmo che ti guida, la tua bellezza è un'onda infinita. Sguardi che accendono stelle, la tua eleganza è un fuoco che brucia. Tutto il mondo vuole vedere quanto brilli, quanto sei unica. Shine on, shine bright, come un diamante nella notte. Glow up, take flight, sei la regina, sei l'orizzonte. La numero 7, Bianca Baretti. Lascia che la musica ti porti oltre i confini, dentro i sogni. Sei un'onda che danza nel vento, il cuore batte a ritmo intenso. La platea esplode di energia, la tua luce illumina ogni via. Prendi il cielo, fai la storia, sei bellezza, sei vittoria. Shine on, shine bright, come un diamante nella notte. Glow up, take flight, sei la regina, sei l'orizzonte. Concorrente numero 9, Isabel Rossetti. La platea esplode di energia, la tua luce illumina ogni via. Prendi il cielo, fai la storia, sei bellezza, sei vittoria. Shine on, shine bright, come un diamante nella notte. Glow up, take flight, sei la regina, sei l'orizzonte. Numero 10, Veronica Colucci. Camminavamo scalzi sotto il cielo, senza paura di cadere giù. Nel tempo i giorni corrono più veloce e il vento porta via quello che fu. Siamo stelle che brillano dentro un ricordo, anime che cercano un posto sicuro, passi nel vento, voci lontane, segni di vita che il cuore trattiene. Siamo sogni, siamo storie, e il tempo ci cambia, ma resta l'amore. Concorrente numero 11, Rim Saduk. Che giocavi qui
tra le corse e i giorni senza età. Ora il mondo gira e cambia i suoi colori, ma dentro resta quella felicità. Siamo stelle che brillano dentro un ricordo, anime che cercano un posto sicuro, passi nel vento, voci lontane, segni di vita che il cuore trattiene. Siamo sogni, siamo storie, il tempo ci cambia ma resta l'amore. Se chiudi gli occhi puoi sentire ancora quel battito lieve, quella luce. Accogliamo con un applauso la numero 12, Beatrice Tessari. Sotto l'aurora di luci splendenti, le mie stanzano libere e scintillanti, con i sorrisi che illuminano la notte, portano gioia in ogni passo, ogni nota. Oh, mari belle, balliamo senza freni, muoviamoci al ritmo dei nostri cuori pieni. La vita è un'avventura, viviamola così, tra risate e sogni, libere e felici. Le miss portano luce in ogni angolo, con l'energia che risplende magico. Ogni passo è un inno alla libertà. Insieme Concorrente numero 13, Selma Angold. balliamo senza freni, muoviamoci al ritmo dei nostri cuori pieni. La vita è un'avventura, viviamola così, tra risate e sogni, libere e felici. Le miss portano luce in ogni angolo, con l'energia che risplende magico. Ogni passo è un inno alla libertà, insieme creiamo la nostra realtà. Attraversiamo onde di felicità, con la musica che ci guida siamo qua, unite da un legame forte e vero. Le miss sono la nostra onda, il nostro cielo. Onda ribelle, balliamo senza freni, muoviamoci al ritmo dei nostri cuori pieni. La vita è un'avventura, viviamola così. Con Selma abbiamo finito con le miss Felici in questo mare. e iniziamo con le lady. Iniziamo con il numero 16, Antonella Della Muta. Sotto il cielo, noi due vicini, tra sospiri e parole, i nostri destini. La tua voce che sussurra dolci melodie mi fa sentire come in un sogno, un'eterna magia. Tu sei la mia luce, il mio sole, ogni istante con te è un'emozione per sempre, che non svanirà. Nel mio cuore resterai la mia realtà. Ogni sguardo, ogni gesto, un battito d'ale tra sorrisi e lacrime, le nostre storie speciali. In un abbraccio infinito ci perderemo nel tempo e nello spazio, insieme voleremo. Tu sei la mia luce, il mio sole, ogni istante con te. È il turno della concorrente numero 17, Prisca Pavan. Che non svanirà, nel mio cuore resterai la mia realtà. Quando
per sempre la felicità. Tu sei la mia luce, il mio sole, ogni istante con te è un'emozione per sempre che non svanirà, nel mio cuore resterai la mia realtà. Un'emozione per sempre, tu sei per me, il mio amore, la mia vita, la mia eternità, eternità. La numero 18, Samantha Lorenzon. Wires tangled in the dark, fingers trace a broken spark, shadows stretch and start to crawl, echoes bounce off concrete walls, neon bleeding through the night, lips are cold but eyes ignite, the ground shakes beneath my feet, a rhythm raw, a pounding beat. Feel the pulse, it pulls me under, a clash of lightning, tears asunder, heart is racing, can't escape, electric heartbeat can't reshape. Turno della concorrente numero 19, Graziella Scortegagna. Dreams unravel at the seam. Static hums, it fills the air. I'm lost but I don't even care. Lost in the chaos, a blinding haze. Caught in the fire, a burning blaze. Every step I take, it fades. But the pulse, it calls, it stays. Feel the pulse, it pulls me under, a clash of lightning, tears asunder, heart is racing, can't escape, electric heartbeat can't reshape. Lost in the chaos, a blinding haze. Caught in the fire, a burning Accogliamo la numero 20, Marina Donati. Standing here in the quiet glow, shadows dance where we used to go. Every word, every sigh, every tear echoes louder now that you're near. I see the doubt behind your eyes, fingers tracing long goodbyes. But baby, let me say one thing before you turn, before you leave, before you walk away. Concorrente numero 21, Gianna Gallinaro. Love like ours ain't meant to drown. Every fight, every scar, every fall led us here, so don't let go at all. You say hearts fade like old tattoos, but love's not ink, it bleeds, it moves.
22 Elisabetta Barbato. La notte brilla per te, luci accese su un gran sogno, serena danza nel vento, il suo cuore batte a ritmo. Baila, baila sotto le stelle, fuoco e passione, che meraviglia, gira, gira nel cielo dorato, sei il sole che illumina il mondo incantato. Le chitarre cantano forte, palma sbattono nel cuore, ogni passo un'emozione, serena sei pura, vibrazione. Accogliamo la numero 23, Madrilena Massignani. Baila sotto le stelle, fuoco e passione, che meraviglia, gira, gira nel cielo dorato, sei il sole che illumina il mondo incantato. Rosso come il tramonto ardente, caliente come un sogno splendente, ogni giorno è un regalo per te, serena regina di questa fiesta. Baila, baila senza paura, questo momento durerà per sempre, l'amore danza nel tuo sorriso, felice anniversario Serena, Serena. Le chitarre cantano forte. Concorrente numero 24 Antonella Soligo. Sei la luce del mattino, il profumo del caffè, una melodia che suona nel mio cuore ogni giorno. Con un sorriso dolce cambi il mondo attorno a te. Sei il sogno che non sapevo di voler vivere così. Sei la poesia che non ha bisogno di parole. Sei il cielo dopo la pioggia, sei il mio sole. Dolce e bellissima, unica nel mondo, il mio cuore è tu. Ogni tuo gesto è un incanto che non smette mai. Il tuo amore è come il vento. La numero 25, Marica Toffano. La tua voce è come il mare, calma e libertà. Sei l'eterno che ho cercato nella mia metà. Sei la poesia che non ha bisogno di parole. Sei il cielo dopo la pioggia, sei il mio sole. Dolce e bellissima, unica nel mondo, il mio cuore è tu. Prometto di custodirti come un segreto raro, di farti sentire speciale come meriti chiaro. Tu sei la mia ispirazione, il mio respiro leggero. Insieme vivremo un amore sincero. Sei la poesia che non ha bisogno di parole.
sei il cielo dopo la pioggia, sei il mio sole. Dolce e bellissima, unica nel mondo, nel tuo amore trovo il mio tutto più profondo. Chiudiamo l'uscita in abito elegante con l'ultima concorrente, la numero 26, Diana Guerriero. E con Diana facciamo un applauso anche a tutte le miss e le lady della serata. Sotto il sole, senza preoccupazioni, la spiaggia ci accoglie con 1000 emozioni. Tra le onde, un ritmo che ci prende, il mondo si ferma, il cuore si sorprende. Oh, estate da favola, balliamo insieme fino all'aurora. Non serve altro che il mare e la luna, questa notte sarai tu la mia fortuna. Sabbia dorata, piedi nudi che ballano, nell'aria i suoni della libertà si incrociano. Un bacio rubato sotto le stelle, questa estate brilla di luce nuova e le estate da favola, balliamo insieme fino all'aurora. Non serve altro che il mare e la luna, questa notte sarai tu la mia fortuna. Stati che scintillano, stelle che danzano, nella notte calda l'estate avanza. Mani che si cercano, cuori che si uniscono. Un applauso a tutte le miss e alle lady che hanno sfilato in abito elegante. Abbiamo quindi aperto ufficialmente la serata, siamo quasi alla metà della serata. Prima di continuare vorrei ringraziare la presenza MBM Impianti di Rubano. Realizza impianti tecnologici in tutto il territorio del Triveneto, impianti in ville di pregio, climatizzazione per centri commerciali, automazione di impianti industriali sono solo alcune delle nostre specializzazioni maturate in oltre 50 anni di esperienza. Con MBM Impianti le esigenze del cliente sono sempre al centro dell'attenzione. Grazie al proprio ufficio di progettazione interno è in grado di fornire valido supporto alle idee del cliente e tramite il proprio centro di assistenza completa i servizi indispensabili per dare lunga ed efficiente vita agli impianti realizzati. Se avete bisogno di un'azienda efficiente in grado di soddisfare le vostre esigenze, non esitate a chiamare MBM Impianti di Rubano. Grazie per la vostra presenza. Va bene, vi ringrazio. Ciao Mick. Allora, seconda uscita di Miss e Lady in costume. Vedo che sono già postate, sono già in fila. Pertanto direi che possiamo passare già dalla prima. Daniel, ci siamo? Il nostro DJ? Andiamo!
E con Selma chiudiamo il cerchio delle miss e un applauso a tutti i genitori.
Iniziamo la competizione con la numero 26, Diana Guerriero. E si chiude così la competizione di Miss e Lady per Miss Principessa d'Europa e Lady Bellissima Italiana. Io farei un applauso a tutte le concorrenti che sono state bravissime. E finché aspettavamo che uscissero c'era uno spaccio di marshmallow là dietro, come dei criceti, tutte le guance piene di marshmallow, tutti quanti. Sì, vai. Detto ciò, appunto è finita la competizione, pertanto adesso Stefano raccoglierà tutte le schede dei votanti, dei giudici, e mentre che ci sarà il conteggio dei voti, ovviamente al chiaro di luna, Esatto. vedremo il nostro momento moda. Vado per presentare uno dei nostri sponsor, Compo Service. Mi metto qui un po' dove c'è più luce perché sennò so orba, non vedo niente. Compo Service, un'azienda con oltre 35 anni di esperienza nella grafica e nella stampa digitale. Con una produzione interna all'avanguardia, trasforma ogni idea in realtà, garantendo creatività e qualità. Stampa biglietti da visita, cataloghi, etichette, adesivi, striscioni, pannelli, carta da parati e molto altro. Offre anche soluzioni digitali e applicazioni professionali per una comunicazione visiva completa. Praticamente stampano di tutto tranne i soldi. Detto così. Passiamo ora al nostro momento moda, il nostro sponsor d'abbigliamento, con una chicca, non si tratta proprio di abbigliamento. Parliamo di Fabi Fernandes Boutique, il brand brasiliano di moda mare Fabi Fernandes, pensato e concepito 2 anni fa. Vede la luce con l'apertura della sua prima boutique la primavera di quest'anno a Sottomarina, in Veneto. La fondatrice Fabiana Fernandes de Lima, nella scelta dello stile e produzione propria di capi di altissima qualità, vuole riflettere l'arte e l'energia della colorata cultura brasiliana, con design unici e di forte impatto, mantenendo un legame con la natura. Signore e signori, la sfilata di Fabi Fernandes Boutique. Calda del 79, giorni di sole, spiagge dorate, lui con un cuore che batteva veloce, incontro a lei un sorriso e un battito mancato, oh quelle notti estive faceva volare, passeggiate lungo la riva del mare, le onde che ci accarezzavano i piedi, risate e sguardi che dicevano tutto, un sentimento che non dimenticherò mai. Oh, quelle notti estive, con le stelle che
fiati, il vento tra i capelli, la libertà negli occhi. Pomeriggi a guardare il tramonto sul mare, con il cuore che batteva, non volevo più andare via. Oh, quelle notti estive, con le stelle che brillavano nel cielo sotto la luna, i nostri cuori in sincronia. Un amore giovane che ci faceva volare. Estate del 70 Mave, un sogno che non muore mai. Nel cuore quel ragazzo vivrà sempre lei. La notte è giovane, la luna brilla, suoni che pulsano, il ritmo mi conquista. Le luci che scorrono, la vita è un'onda, sorrisi e sguardi, l'energia ci avvolge. Alza le mani, senti il ritmo dentro te, lascia che il mondo giri, balleremo fino all'alba. Seguimi in questa danza, non fermarti mai, questa notte è nostra, viviamola alla grande. Questa notte è nostra, viviamola alla grande. I colori si mescolano, siamo tutti uno. La musica ci unisce, il battito è comune. Libera la mente, lasciati andare. Qui e ora niente ci può fermare. Alza le mani, senti il ritmo dentro te, lascia che il mondo giri, balleremo fino all'alba. Seguimi in questa danza, non fermarti mai, questa notte è nostra, viviamola alla grande. I colori si mescolano, siamo tutti uno. La musica ci unisce, il battito è comune. Libera la mente, lasciati andare. Qui e ora niente ci può fermare. Oh, oh. Alza le mani, senti il ritmo dentro te, lascia che il mondo giri, balleremo fino all'alba. Seguimi in questa danza, non fermarti mai, questa notte è nostra, viviamola alla grande. Alza le mani, senti il ritmo dentro te, lascia che il mondo giri, balleremo. Respiriamo l'aria che ci unisce, sotto cieli che brillano di luce. Terra che danza in un cerchio eterno, un miracolo vivo, tutto vero. Il mondo ci chiama, ci abbraccia forte, dal mare profondo alle alte montagne. Guardiamo lontano, oltre l'orizzonte, uniti nel cuore, senza più paure. Foreste cantano con voci antiche, fiumi parlano di memorie infinite. Ogni stella che illumina il blu ci ricorda siamo parte di più. Il mondo ci chiama, ci abbraccia forte, dal mare profondo alle alte montagne.
guardiamo lontano, oltre l'orizzonte, uniti nel cuore, senza più paure. Prendiamo la mano di chi non ha niente, costruiamo Roma, eterna ma fragile, notte dorata, cuore instabile, strade che parlano, sogni che fuggono, nella tua pelle il buio e il fulgore. Roma sospesa, Roma benedetta, troppo bella per restare, troppo dura per scappare. Mi hai baciato con il fuoco, mi hai spinto sull'asfalto. Roma sospesa, Roma benedetta. Fontane d'oro, lacrime di vetro, cieli dipinti di un amore segreto. Corro veloce tra i vicoli spenti, Roma mi tiene, Roma in mente. Tu sei la madre, tu sei il peccato, mi lasci senza fiato e senza perdono. Roma dannata, Roma infinita, dimmi se un giorno sarò tuo davvero. Tu sei la madre, tu sei il peccato, mi lasci senza fiato e senza perdono. Roma dannata, Roma infinita, dimmi se un giorno sarò tuo davvero. Roma sospesa, Roma benedetta, troppo bella per restare, troppo dura per scappare. Mi hai baciato con il fuoco, mi hai spinto sull'asfalto. Roma sospesa, Roma. In pastorella brillano come stelle, con passi leggeri e sorrisi ribelli. Sono muse d'arte e di bellezza, ogni sguardo un sogno, una promessa. Riflessi di eleganza danzano nel blu, con un cuore di coraggio e uno sguardo che va su. Modelle incantevoli, angeli di seta, con la loro grazia il mondo diventa perfetto. Dietro le luci c'è forza e determinazione, ognuna di loro un'anima in evoluzione. Affrontano il mondo con il trucco e senza, mostrando al cuore l'essenza della bellezza. Riflessi di eleganza danzano nel blu, con un cuore di coraggio e uno sguardo che va su. Modelle incantevoli, angeli di seta, con la loro grazia il mondo diventa perfetto. Ogni passo è un'arte, ogni sguardo un ritratto, ogni sogno un'ispirazione, ogni sorriso un atto. Sono le regine di uno spettacolo unico, in ogni riflesso c'è un mondo magico. Riflessi di eleganza danzano nel blu, con un cuore di Strut the lane where shadows gleam. Glitter spills like
like a midnight dream. Lights ignite the endless stream. The ramp's alive, a vivid theme. Heels that click with a steady sway. Velvet nights meet the break of day. Eyes like fire, they light the way. Whispers follow where you stay. Walk it out to the beating sound. On the moment the world spins round. Feel the bass beneath the ground. Catwalk queen where stars are crowned. Fabrics flow like rivers wide. Stitch by stitch you turn the tide. Every move you can't divide. Runway rules you can't confide. Fingers snap and pulses race. Flashing lights, they set the pace. Dreams alive in this bold space. It's your world, no time to waste. Walk it out to the beating sound. On the moment the world spins round. Feel the bass beneath the ground. Catwalk queen where stars are crowned. Fambras snap and pulses race. Flashing lights, they set the pace. Dreams alive in this bold space. It's your world, no time to waste. Walk it out to the beating sound. On the moment the Under the sky that breathes, two smiles light up the evening. Like beacons in the silence, they illuminate every sense. You, sweet muses of my heart, a ray of sunshine in every shade. Under the stars, you dance so gently. You are the poetry the wind longs to write. In the reflection of a sunset, there lies the light of your world. Every step you take here turns time into a melody. You, sweet muses of my heart, a ray of sunshine in every shade. Under the stars, you dance so gently. You are the poetry the wind longs to write. And here I stay to watch you, like a dream revealing itself. Every word I dedicate to you becomes an embrace that never fades away. Under the springtime sky, two stars. Caloroso applauso ai costumi di Fabi Fernandez Boutique, bellissimi, davvero colorati. E per l'ennesima volta, andando a fare i conteggi, io mi perdo le meraviglie. Dovrò chiedere a Fabi se mi organizza una sfilata Chiedere l'aumento. personale. Tra l'altro anche Fabiana potrebbe sfilare perché è veramente una bellezza, proprio la tipica bellezza brasiliana, proprio bella, complimenti.
cena, ho alcuni pareri, penso benissimo. Sì? Eros, com'è andata? Lui si è riposato. Allora, direi che possiamo chiamare le ragazze Miss e Lady in gara con un bel serpentone. We were young, Ovviamente adesso è il momento delle premiazioni. chasing summer nights, tangled up in golden hours, lost beneath the city lights. I swore that time could never touch us, that love was ours to keep. But every whisper turns to echoes, falling like autumn leaves. Oh, I held on to your name like a prayer in the wind, but the universe had plans that we couldn't begin. It was written in the stars, burned into the sky. We were meant to shine, but not meant to survive. And I trace back every moment, every memory we made. E ovviamente ringraziamo anche, mi metto in mezzo, l'antica masseria per averci ospitato in questa meravigliosa location ed è bellissima. Grazie Anna, grazie ovviamente a Questa anche di farmi una foto. che presto vedremo nel momento della fascia. Io sto in mezzo. Adesso te l'aggiungo perché tanto i fogli li ho io. Nel frattempo abbiamo consegnato un fiorellino d'omaggio a tutte le partecipanti perché è dovere celebrare ovviamente l'importanza di queste ragazze, Miss e Lady, e i fiori sono stati gentilmente offerti da Arte e Fiori, che si conferma una realtà consolidata nel territorio di Selvazzano, perciò grazie a Franco per l'omaggio a tutte le partecipanti. E iniziamo con le premiazioni delle Lady. Direi sì. Ok, andiamo in fondo. Bellissima italiana. Fascia Arte e Fiori premia Aurora Musilli a vincere la fascia Arte e Fiori. La numero 24. Come si chiama? Antonella Solivo. Fascia Steam premia Alessia Manzardo, vince la fascia Steam numero 23 Madrilena Massignani. Prossima fascia MBM Impianti. Abbiamo Michele Marcolin e Dennis Bedin dalla curva sud. Vince la numero 22 Elisabetta Barbato. Primo posto per bellissima italiana con la fascia antica masseria. A premiare chiamiamo Anna Trevisan di Antica Masseria e la nostra finalista Alessandra Zava. Vince la fascia Antica Masseria la numero 20 Marina Donati. Con l'occasione farei, visto che è qui, un applauso anche ad Anna, perché è una delle location più belle che ho visto, però guarda i fotografi, non guardare me. Lei è carinissima poi, sempre gentile. È dolcissima. Poi farà piacere sapere che moltissimi degli intervistati hanno detto che si è mangiato benissimo. Facciamo un applauso ad Anna.
E un applauso a Marina e Alessandra. E l'ultimo applauso a tutte le lady, anche le Assolutamente sì. Detto ciò, prima di passare alla premiazione delle Miss, brava Marina, complimenti ovviamente a tutte le partecipanti, assolutamente. Iniziamo adesso con le premiazioni del Miss. Iniziamo con la fascia STEAM. Chiamiamo a fasciare Aurora Musili. Vince la fascia STEAM la numero 4, Giorgia Podda. Dennis si sacrifica e viene premiato. Che eroi! Abbiamo la fascia MBM Impianti, che cacciata! Fascia MBM Impianti premia Dennis Pedin, vince la fascia MBM Impianti la numero 9 Isabel Rossetti. Passiamo alla prossima fascia, Compo Service. Premia. Alessia Manzardo. E io metterei anche Fabio Denardi. La numero 1, Giulia Laura Quagliato. Accogliamo la fascia Casa Living. No. Cos'è? Sì. Casa Livi. Facciamo prima qua. E chiamiamo sempre Fabio Denardi. Vince la fascia Casa Livi la numero 11 Rim Saduk. Fabi Fernandez Boutique. Vince la fascia Fabi Fernandez Boutique La numero 12 Beatrice Tessari. Prossima fascia, il nostro presidente di giuria, fascia Paolo Campiglio per la fascia Miss Daclè Sa. Vince la fascia Daclè Sa, la numero E vai a te. 13 Selma Eingold. Chiamiamo a rapporto Anna Trevisan di Antica Masseria perché insomma eccola. E la accogliamo con un Eccola. applauso. Grazie Anna, perché ovviamente siamo arrivati al clou, Sei al primissimo posto. Fascia Anna Trevisan e Alessandra Zava, una delle nostre Bellissima. finaliste. la madrina
bellina di stasera in pratica. La Miss Allora, prima di dire chi ha vinto, vorrei dire a tutte le Miss, siete speciali, siete educate, che è la cosa che per me e Ambra è più importante. Confermi? Sì, ciao. Siete tutte bellissime, sta giuria era scarsa, perciò purtroppo ha vinto una sola, però vi aspetto il 12 perché meritate tutte. Prima di dire chi ha vinto vorrei l'applauso più grande a tutte le nostre miss, a tutte le nostre principesse e naturalmente con l'occasione a tutte le nostre bellissime lady. Chi vola in finale nazionale con noi a Cinecittà Roma è la Miss numero 7, Bianca Baretti! In una notte stellata, sotto un cielo immenso, le ragazze si preparano con un sogno nel cuore. Sorrisi e bellezza, splendore e grazia, sfilano sul palco, ognuna con la sua storia da narrare. Vestite di luce, sfoggiano i loro colori, il pubblico applaude. Grazie a tutte le partecipanti, a tutte le miss, a tutte le lady. Ecco l'abbraccio mamma e figlia. Ovviamente prossima tappa vi aspettiamo sabato 12 luglio, settimana prossima, al Send. La faticaccia 3 settimane di seguito. Anna, grazie mille per l'ospitalità e facciamo la foto. Un momento di gloria, un attimo divino, sotto un cielo stellato il destino è vicino. È vicino. C'è chi sogna amore, chi sogna avventura, ogni passo racconta una storia di paura, ma con coraggio avanzano, senza mai tremare, pronte a mostrare il mondo, senza più nascondere. Le luci si abbassano, il cuore batte forte, ogni istante vissuto apre nuove porte. Un respiro profondo, poi via, verso la gloria. Sotto quel cielo immenso nascono nuove storie. Brillano le stelle sul loro cammino, tra passi e sorrisi danzano come vino. Un momento di gloria, un attimo divino, sotto un cielo stellato il destino è vicino. È vicino, è vicino. Brillano le stelle sul loro cammino, tra passi e sorrisi danzano come vino. Oh, oh, oh. Un momento di gloria, un attimo divino, sotto un cielo stellato il destino è vicino. Carissimi amici, eccoci qua, la carrellata di Lady e Miss questa sera sarà lunghissima, quindi io direi ciancio alle bande, bando alle ciance. Iniziamo con la prima Lady bellissima italiana, lei è bellissima italiana fiori e arte ed è... Io sono Antonella Soligo e arrivo da Istrana in provincia di Treviso. Cosa fai di bello nella vita? Io sono un responsabile di un reparto confezionatura. Ah però, complimenti. Come ti sei avvicinata a questo concorso? Per caso, nel 2017 ho fatto altri concorsi, però questo in modo particolare è una cosa molto bella perché è pulito.
Com'è stato il backstage? Bellissimo, cioè proprio siamo state coccolate dall'inizio alla fine, quindi è una bella esperienza. Infatti Stefano ha fatto i complimenti alle Miss, ma è da fare anche a voi alla fine, perché quando c'è un bel clima si creano proprio le basi per una bellissima serata. Ti aspettavi la fascia? Sinceramente no, perché eravamo tutte belle questa sera in modo particolare, quindi è stata una cosa inaspettata. Io ti faccio i miei complimenti e noi passiamo alla prossima. Grazie e buona serata. Bellissima italiana Steam, lei è? Madrilena. Cosa fai nella vita? Allora, io sono assistente personale studentistico. Come ti sei avvicinata anche te a questo concorso? Allora, sono venuta in questo concorso tramite una mia amica e mi ha detto dai che proviamo, e avevo già sentito parlare. Anch'io ho fatto altri concorsi, non sono, cioè, sono abbastanza veterana, diciamo, in questo mondo. L'edizione precedente ho partecipato per la prima volta e è stato bellissimo, anche perché sono arrivata prima e questa è stata un'emozione enorme. È stato veramente bello, e questa sera è stato bello anche qua perché il posto è molto suggestivo e all'aperto poi è sempre una marcia in più, diciamo, ecco. Sì, un po' meno per noi che siamo dovuti ingegnare con 8000 luci, perché a un certo punto è calato il buio, non vi si vedeva più. Però hai ragione, questo posto qui veramente, l'antica masseria, merita tantissimo. Io ci tornerò di sicuro. Com'è stata essere fasciata anche questa sera? È stato bellissimo, è stata una sorpresa e io sono contentissima comunque. Si vede, si vede. Bene, io ti faccio un in bocca al Grazie di lupo cuore. e noi continuiamo. Buona serata a tutti. Bellissima italiana MBM Impianti, lei è? Elisabetta Barbato. Allora Elisabetta, io adesso ti faccio una domanda che di solito faccio sempre alle Miss più giovani, perché hanno 16, 17, 18 anni, loro vogliono fare di tutto nella vita. Qual è il tuo sogno nel cassetto? Guarda, io sono dirigente di un RSA e quindi sono così, vivo assieme a persone fragili tutto il giorno, e quello che mi piacerebbe, mi starebbe più a cuore è riuscire a fare un qualche progetto che possa dare loro serenità, felicità, qualcosa per loro. Guarda, ti dirò questa cosa. Io suono il flauto traverso con una scuola di musica. Brava. E da quest'anno abbiamo iniziato un progetto nelle case di riposo per anziani, dove andiamo lì un'oretta, suoniamo un repertorio che spazia dalla musica classica alla musica più conosciuta. Bravi. Perché giustamente, Certo. ok? E per me vedere gli anziani sorridermi, Mamma mia. piangere e veramente vedere che riesco con la mia musica comunque a dargli quel barlume di gioia di cui hanno bisogno. Poi ho anche i parenti magari che sono lì durante quell'ora, anche loro che sono contentissimi, quindi io veramente ti auguro di poter fare Grazie. dei bellissimi progetti, perché comunque è importante mantenere vive le persone, non lasciarle È vero. alle prime è vero. difficoltà. È vero, perché la loro gioia e la loro felicità dopo è la nostra, e quindi complimenti per quello che fai. Grazie. Brava. Ma ora torniamo a questa serata. Cosa hai provato quando ti hanno chiamata? È una grande emozione perché è stata una cosa imprevista. Io in realtà sono venuta a accompagnare le volte precedenti un'amica, e quindi sono introdotta a questo ambiente un po' per caso. Quindi No, questa sera sono state tutte veramente- introdotte dall'amica, ma è la stessa amica? No, perché? Che cosa pazzesca! No, è stata una casualità, cioè ho provato, ho detto vabbè, vediamo, vedo anch'io, insomma, e quindi inaspettatamente mi è successa una cosa bellissima. Bene. E vi devo ringraziare perché devo dire che c'è stato grande impegno anche da parte degli organizzatori, che trovo bravissimi e molto professionali. È vero, hai perfettamente ragione. Io ti lascio, ti faccio il mio più grande in bocca al lupo. Grazie per di tutto. cuore. Grazie. E noi passiamo alla vincitrice. E ora mi trovo qui con la vincitrice, la coroncinata di Bellissima Italiana di questa sera, Antica Masseria. Lei è? Marina Donadi. Cosa fai nella vita? Sono assistente recruiting di una banca, e poi vabbè, per hobby di solito sfilo, faccio qualche evento così. Che tipo di eventi?
Sempre sul mondo della sì, moda? sull'ambito della moda già da tanti anni, da quando ero già ragazza, e ho fatto delle sfilate anche di beneficenza per la ricerca sul cancro, e poi ho partecipato a un altro concorso dove ho vinto una fascia nazionale, e poi faccio sfilate per chi mi chiama, insomma, sì, è da quando sono ragazza. Quando ero giovane avevo partecipato anche alle selezioni di Miss Italia, ero passata, però il papà non mi aveva più fatto andare avanti. È stato emozionante perché sì, avevo partecipato un'altra volta, però era la prima volta ed ero arrivata seconda, e questa volta ho voluto riprovarci con un po' più di grinta, sapendo un po' anche l'outfit da usare, un pochino, e quindi questa volta è andata bene, insomma. Non me l'aspettavo perché erano tutte belle, però ce l'ho fatta. Se posso dirti la mia, io ti ho visto molto molto sicura di te, si vede che sei una veteranissima proprio, e mi sei veramente piaciuta molto. Sì. Ho indossato l'abito, ho avuto anche l'occasione di sfilare l'abito dei costumi da bagno e mi sono sentita un angelo di Victoria's Secret. Ma effettivamente, ecco cos'è che mi ricordava, ecco vero? Cos'è che mi ricordava, è vero. Era è vero. strepitoso, veramente strepitoso, veramente. È vero, ora io ti congedo, Sì. ma ti congedo temporaneamente perché ho una sorpresa per voi carissimi amici. Non lo dico adesso, lo scoprirete andando avanti, andando a vedere anche tutte le interviste delle nostre Miss e arrivando al termine. Vi tengo sulle spine. Carissimi Stefano e Ambra, buonasera. Ciao. Beatrice, ciao. Siamo arrivati quasi alla fine. No, Quasi. no, proprio Quasi. alla fine. No, quasi. Sta Manca. serata è andata. Manca ancora un po'. La serata Lui- è terminata. lui è già in grazie, ferie. perché fa un caldo. Io non vedo l'ora di andare sotto l'aria condizionata, allucinante. Ma queste selezioni sono quasi quasi finite. Esatto. Sì, esatto. Come sono andate? Facciamo un resoconto. Al momento penso siano andate benissimo. Poi per noi è stata la prima esperienza a livello di presentatori e penso sia stato divertente, faticoso ma divertente. Sì, siamo un po' presentatori un po' anomali, nel senso che dicevo prima, mi sono fatta scoprire, proprio sgamare, davo appunto i marshmallow alle ragazze prima di uscire. Ragazze, volete? Quindi come dei criceti erano anche mangiati. Calo di zuccheri c'è sempre in estate, no? Quindi bisogna sempre essere tranquilli queste cose, quindi tra marshmallow e integratori sono sempre là. Ma penso che sia il bello del nostro gruppo. Sì. Anomali del tutto. Si vede che siete un gruppo affiatato e voi due come presentatori insieme, secondo me siete proprio la coppia che scoppia. Siete Noi siamo il allora- cane, il gatto. Allora, e- ne servirebbe uno un po' più simpatico, però dai. Abbiamo Stefano. Ciao per insomma, porta a casa. Cioè, non è- vabbè, stavolta Ciao va per porta bene. a casa, Vediamo l'anno prossimo. Uno alto. Figo. Chiedere, Potrei però, dire dai. anch'io una più giovane, più carina. Di più. Anzi. Però dai, come vedi io e Ambra ci divertiamo, siamo a Mario. livello lavorativo cane e gatto Sì, ed no, è bello funzioniamo questo. bene, dai, sì. Qualche spoiler sulla finale regionale? Che voi Che ovviamente sapete. ad agosto probabilmente andremo in ferie assieme, se tutto va sì. bene. Esatto, questo è spoiler. È la finale, esatto. Pensa a te come siamo presi. Beh, capisci, andiamo anche in ferie insieme. No, a finale regionale è una location pazzesca. Noi facciamo sempre selezioni in bellissime location, tutte eleganti. C'è da dire che ogni volta quasi rimaniamo sorpresi dalla bellezza, perché poi ognuna si distingue per qualcosa. Oggi c'erano un sacco di candele accese, per cui bellissimo. E cibo fantastico Ma penso che tutti stasera siano stati stupiti della Sì, location, noi per primo, infatti cogliamo l'occasione per ringraziare Anna sì, e ci ha stupito la location. La finale regionale sarà un bel botto. Sarà una bella sorpresa, Sì. senza spoiler. Stiamo già preparando le selezioni dell'anno prossimo o è ancora troppo presto? Certo. Ah, siamo già al Noi lavoro. abbiamo già 8 tappe definite. Naturalmente, come tutti gli uomini, sono bugiardo. Perfetto, Esatto. ottimo. Guarda che stavo dicendo così, Perfetto, ma ottimo. capisci che... No, ma perché io, giustamente non sapendolo, avrei detto: ah, ma dai, davvero? sì, no. Abbiamo delle idee e dei progetti sempre più in grande. Sì, tanti progetti Abbiamo in dei grande, contatti nuovi, vediamo cosa si riesce a fare. Sarà interessante quindi. Assolutamente sì. Perciò Cambieremo presentatori.
Va bene, vediamo, facciamo Giovani. il casting. L'uomo sarà più antipatico perché è difficile trovarne uno più simpatico. È umile. È umile, è vero. Perché poi bisogna trovare. No, sì, abbiamo un sacco di progetti in realtà, e abbiamo sempre in primis proprio, vogliamo concentrarci proprio sulle miss e sulle lady, insomma, che ci seguono, e sul valore umano, quindi non solo bellezza, perché si pensa che i concorsi di bellezza siano sempre superficiali, no? In realtà no, soprattutto tra di noi, ma in realtà è una realtà che sta avanzando, non è solo bellezza, c'è tanto di persona, quindi autostima, sicurezza, personalità. Sì. Ma poi penso, scusami se ti interrompo, avendo vissuto con noi più di qualche tappa, hai visto che per noi la familiarità con le ragazze è una delle priorità Sì. a cui teniamo. Sì. Ed era proprio quello che stavo per dire, perché se devo fare un resoconto di quello che mi hanno detto Miss e Lady da quando ho cominciato a seguirvi fino ad ora, è stato proprio in backstage si sta benissimo. È tutto merito A mio. voglia, qui sti marshmallow. cioè ciuccetti, 200 euro di ciuccetti qua. Cioè. No, a parte quello, è bellissimo perché tra l'altro quando sfilano, noi le chiamiamo, loro passano e sorridono sempre, cioè proprio il contatto visivo, e questo mi rende proprio orgogliosa, perché vuol dire che si sentono sicure, c'è un bel legame insomma tra di noi, poi chi più chi meno, perché poi alcune sono proprio le prime volte, però è sempre bello. Però anche chi parte con noi, e perciò lancio un appello a tutte le miss, trova un ambiente sereno dove cerchiamo non sia presente ansia, dove stasera hai visto diverse ragazze che hanno sfilato per la prima volta, però le hai viste non erano tese, erano tranquille, e lo prendono fascia o non fascia con divertimento. Cioè il nostro obiettivo è questo: divertirci tutti nel possibile e che ci sia un ambiente sereno. Questo è il... Esatto. Poi la bellezza è soggettiva, perciò non sempre è la cosa più importante dal nostro punto di vista. Infatti puoi notare che ho scelto una socia che come bellezza, insomma... Vorrei dire una simpatico, però non si può, non posso mentire davanti alla telecamera, Mario, non si può. Dai, abbiamo avuto fortuna, abbiamo avuto una socia straordinariamente simpatica e bella. Sì, dai. E qua sottolineo, è vero. No, Bene, io vi lascio al vostro umile lavoro, che immagino dietro alle quinte ci sia. sì, Diamo sì. le ultime due tappe, l'ultima tappa in realtà, perché dopo ci sarà la finalissima. Esatto, allora io do la prossima tappa, che sarà il 12 luglio al Send. Quindi settimana prossima. Esatto, do l'ultima perché non mi ricordo, cioè la penultima perché non mi ricordo l'ultima. E prima di congedarci lascio ad Ambra la parola, ma ringrazio Mario e ringrazio tantissimo te per essere sempre con noi e per la straordinaria simpatia. Esatto, ovviamente vi aspettiamo al Send settimana prossima, e il 26 luglio a finale regionale a Podere la Torre. Quindi botto. Miss, Andiamo per seguiteci e vi aspettiamo. botto. Esatto. Grazie Mario. Grazie davvero. mille. Prego. Grazie. Ed eccole qua le nostre miss fasciate di questa serata. Partiamo con Miss Steam, lei è? Giorgia Podda, ho 25 anni, vengo da Borgoricco in provincia di Padova, quindi ho giocato anche casa mia, vicino. perfetto, ottimo, è il paese dopo il mio, perfetto. E niente, ho iniziato ad aprile con questi concorsi e ho fatto 2 tappe qui e finalmente è arrivata anche la mia fascia. Oh, era ora, olla! Cosa fai nella vita? Nella vita sto facendo i corsi da segretaria, quindi faccio anche la segretaria, e sto valutando di in realtà aprirmi anche un brand di abbigliamento mio personale, partendo da un e-commerce però, e perché no, se funziona poi fare anche un negozio vero e proprio. Ah, però complimenti, bene, mandaci i link, mi raccomando, che a noi queste cose qua interessano sempre. Com'è stata finalmente avere la tua fascia? È emozionante, non me l'aspettavo, infatti quando hanno detto il mio nome e il numero io non ci credevo, inizialmente sono rimasta... Sì, non ti preoccupare, è ferma. tutto in camera, tranquilla, puoi andarti a rivedere quando vuoi. E è stato veramente emozionante, bello, perché penso che poi ripaghi anche la passione che una persona ci mette. Per me è una passione ovviamente, e quindi dopo viene tutto ripagato dopo, quindi la fascia sicuramente è una cosa in più, ti dà un plus, ecco. Vero, hai perfettamente ragione. Io ti lascio. Grazie. In bocca al lupo per la finalissima. Grazie. E noi passiamo alla prossima miss.
Miss MBM Impianti per Miss Principessa d'Europa Triveneto. Lei è Isabel Rossetti. Quanti anni hai, da dove vieni, cosa fai nella vita, eccetera eccetera, prego. Ho 17 anni, abito a Treviso ma sono nata a Feltre e non vado a scuola e basta, voglio intraprendere questo viaggio, diventare modella perché è un mio grandissimo sogno. Non vai a scuola, quindi tu nella vita cosa fai? Cioè fai corsi per diventare ed essere modella, ti informi? In realtà no, allora sono diplomata comunque Ok. in legno, ho fatto i 3 anni e Cosa meravigliosa! E comunque questa cosa è capitata diciamo un po' per sbaglio, diciamo, perché comunque un giorno ero al mercato e ho incontrato una ragazza che mi ha chiesto se volevo diventare modella perché ha detto che aveva trovato qualcosa in me. Ah però, cioè, quindi effettivamente questa cosa esiste, che ti vedono girare per come eri vestita, tanto per sapere. Normalmente pantaloni e un top e basta. E Quindi- tu da lì hai detto, beh, quasi quasi. Sì, perché in realtà ci avevo anche già provato, però non mi convincevano tanto cioè non mi convinceva tanto all'inizio. Quindi E partecipando a Miss Principessa d'Europa, come ti sei trovata? molto molto bene. Mi sono trovata comunque in un ambiente accogliente e con ragazze e staff molto accogliente e gentile. Perfetto, io ti faccio il mio più grande in bocca al lupo per tutto, per la finale regionale. Grazie mille. E noi proseguiamo. Miss Compo Service, lei si chiama Giulia Laura Quagliato. Giulia Laura. È un nome, è primo nome o è primo e secondo nome? Primo e secondo nome. Che bello. Anche a me sarebbe piaciuto avere un secondo nome, male mamma e papà. Quanti anni hai? Ho 18 anni, quasi 19 e vengo da Teolo Alto. Sei di maturità? Perché io adesso mi sono persa, l'ho fatta praticamente nel Paleolitico e mi sono persa con gli anni. L'anno prossimo che scuola fai? E Duca Abruzzi, settore agrario tecnico. Ah però, quindi l'anno prossimo preparati, è la tua ultima estate. Preparati da settembre e mettiti l'anima in pace. Se non sbaglio, questa è la tua prima volta, vero? Com'è stata? Allora, all'inizio ero veramente tanto nervosa e devo dire che non riuscivo proprio ad esprimermi o ad aprirmi. Poi un po' alla volta mi sono aperta, mi sono trovata benissimo sia con le ragazze sia con lo staff e devo ringraziare soprattutto la mia migliore amica che è stata con me già dall'inizio e già da tosto, che anche lavora diciamo come staff, va ad aiutare e quindi devo dire che senza di lei non sarei riuscita assolutamente a fare niente e quindi ringrazio soprattutto lei. Grazie Giada per averla portata qua, visto che a quanto pare la fortuna niente, questa sera la giuria ha voluto che tu venissi fasciata. Com'è stata essere fasciata alla tua prima volta con tutte le emozioni che stavi già provando? Cioè tu eri arrivata alla fine, stavi pensando adesso vado a casa, chissà se mi fasciano, vediamo. E poi quando ti hanno chiamata? Allora, io non ci credevo assolutamente perché non avevo mai in tutta la mia vita ricevuto una premiazione in qualsiasi ambito, quindi ricevere una premiazione in qualcosa che è la prima volta che la faccio proprio così, non riuscivo proprio a crederci, quindi di nuovo ringrazio tantissimo Giada per avermi portato qua, perché... Giada vuole venire qua ad abbracciarla? No! No, grazie! Dai, vai, prego! Eccola qua! Ciao, basta! Bene, basta, l'amica ha detto basta, fine. Bene, io ti faccio il mio più grande in bocca al lupo per la finalissima e noi proseguiamo. Miss Casa Living, lei è? Rim Saduk. Quanti anni hai? Da dove vieni? Cosa fai nella vita? 15 anni, quasi 16. Basta, me ne vado. Studentessa, vengo da Trieste. Da Trieste, tu abiti a Trieste, sei venuta fino a qua apposta. Come hai conosciuto questo concorso? Mi hanno scritto da Instagram e me l'hanno proposto e mi sono informata e mi sono iscritta e oggi sono qui.
hai detto, guarda, questo concorso sconosciuto a me in Veneto. Ore e ore, quanto? 3 ore, 2. Di distanza, perfetto, ottimo. E sei stata fasciata. Com'è stata l'emozione? È stato così, è stato proprio così. Non te l'aspettavi per niente? No. Zero aspettativa, sei venuta qua solo per partecipare? Un po' sì. Avevo già in passato e anche qualche giorno fa ho preso lezioni con Lauren, una ragazza di Trieste che insegna il portamento e le camminate, e quindi diciamo che... un pochettino ci speravi e alla fine la tua fascia è arrivata. Bene, io ti lascio andare perché hai una lunga traversata da fare e ci vediamo in finalissima. Miss Fabi Fernandez Boutique, lei è? Sono Tessale Beatrice, ho 24 anni e vengo da Casella Tivoli, un piccolo paesino di Treviso. Cosa fai nella vita? Nella vita sono una barista e sono laureata in criminologia. Ecco, ora, sogno nel cassetto. Sogno nel cassetto di diventare una criminal profiling. Che vuol dire per noi poveri ignoranti in materia? Sarebbe studiare il profilo delle persone. Cioè? Un crimine, cioè la persona, il crimine, tu la conosci subito dalla persona senza che lui faccia domande e ti dica tutto. Tu la guardi e sai già tutto di lui. Però, come ti sei avvicinata alla criminologia? Perché non è una cosa che in Italia... Fin da piccola, grazie a mia mamma, diciamo, era sempre SIS, Los Angeles, SI qua, dappertutto, e quindi io da piccola sempre durante cena, pranzo era sempre quello. E in più è perché le persone devono essere aiutate, soprattutto adesso con il femminicidio, che è un problema, e quindi bisogna avere più donne al comando, diciamo. Sono perfettamente d'accordo con te, sono perfettamente d'accordo. Bene, io adesso ti vorrei domandare com'è stato essere fasciata. Diciamo che è la seconda volta che faccio qua, perché la prima volta l'ho fatta a Pordenone e sono rimasta sorpresa. Quindi non te l'aspettavi? No, me l'aspettavo e neanche in questo posto non me l'aspettavo, il terzo. Ecco, visto, c'è un po' di sorpresa, c'è sempre un po' di sorpresa dietro queste cose. Come si è trovata in backstage? Benissimo, ho trovato delle ragazze stupende, mi sono divertita un sacco. Io dico sempre, anche se non vinco fasce, basta che mi diverti in backstage e sono a posto. Era quello che dicevo anch'io quando sfilavo, per me il backstage è fondamentale. Sempre, perché là crea amicizie. Esatto. Bene, io ti lascio andare e noi proseguiamo. Prima di passare alla coroncinata di questa sera faccio una menzione alla seconda classificata, Selma, che purtroppo non è potuta rimanere qui perché è dovuta scappare al lavoro, ma l'avete vista nella sua fase di premiazione, ma noi ci teniamo lo stesso a menzionarla. Ora, bando alle ciance, ciancio alle bande, come dico sempre io, passiamo alla prima. Ed eccola qua, Miss Antica Masseria, la coroncinata di questa sera. Lei è? Bianca Baretti, ho 16 anni e vengo da... Me ne vado via, basta, no, cioè cosa vi danno da mangiare? Ma basta! Ho 16 anni e vengo da Treviso e io sfilo da circa un anno, però questo è il primo concorso che faccio. Avevo già fatto una selezione e avevo vinto una fascia Miss Fashion e questa sera sei stata premiata, sei stata coroncinata questa sera. Esatto. Com'è stata l'emozione? Allora, è stata un'emozione unica perché ovviamente io non avevo mai provato questa emozione dei concorsi, però mi è piaciuto molto anche conoscere nuove persone, sia del settore sia ragazze che hanno partecipato come me. Mi ha fatto molto piacere, soprattutto perché sono stati tutti molto gentili e disponibili e perché questo è il mio sogno da sempre, in generale il mondo dello spettacolo, ma anche in particolare fare la modella, quindi anche in futuro magari per brand più molto conosciuti. A me piacerebbe molto fare l'angelo di Victoria's Secret, vabbè, sogno nel cassetto. Va bene, l'importante è averlo, nel cassetto. Non si sa mai nella vita. Esatto. Vedi questa sera. Vabbè, vedremo. Oppure anche l'attrice fin da piccola. Poi io faccio anche danza, quindi chissà, magari anche... Ma tu respiri nel tempo libero? Sì, anche. Sì, anche, perfetto. No, meno male, perché nel senso io faccio una cosa, cioè studio e mi sembra di morire, voi ne fate 800.000, siete qua belle sempre
È il periodo. È il periodo, mi sta dando la vecchia, signori, cioè. Bene, io ti faccio il mio più grande in bocca al lupo. Grazie. Però ora ho la mia sorpresa. E ora, amici, ve l'ho detto che c'era una sorpresa. E ora la faccio arrivare la sorpresa. Con gran calma, sorpresa, mi raccomando. E c'è stato un momento di defiance. E ora mi arriva la mia sorpresa, che vi avevo detto, vi avevo anticipato. Perché la Miss Principessa d'Europa Antica Masseria e la Miss Bellissima Italiana di questa sera sono mamma e figlia. Eccole qua. Com'è stato vincere insieme? Chi risponde? Chi vuole? Mettetevi il microfono in mezzo e funziona. Allora, inaspettato, perché ovviamente non ce l'aspettavamo. Io facevo il tifo per lei e lei faceva il tifo per me. Io ero la sua fan numero 1, quindi ci consigliavamo sempre tutto quanto. Poi ci siamo date molto supporto a vicenda, quindi è stata un'esperienza molto bella. Poi averla vinta insieme la stessa sera è stato ancora più emozionante per entrambe. Mamma, com'è stata la preparazione per arrivare qua? È stata una preparazione importante, nel senso che abbiamo pensato ai vestiti, a tutte le cose che potevano servire, però abbiamo questo sogno nel cassetto tutte e due, ma sicuramente non pensavamo di farcela entrambe la stessa sera. Quando io ho vinto ero felicissima, però dentro di me avevo lei che ancora non sapevo nulla, e man mano che chiamavano le ragazze, le varie fasciate e lei non c'era, avevo sempre la speranza che arrivasse, e alla fine quando l'ho vista mi si è scoppiato il cuore, veramente. Infatti c'è stato un bellissimo abbraccio e a me veramente, per me è stato anche per me molto emozionante. Era inaspettato quando mi è stato detto no, sono mamma e figlia, ho avuto un wow. Un wow, è veramente, penso che sia una cosa che capita molto di rado. Assolutamente sì, ve lo confermo, assolutamente e questa sì. è una cosa veramente incredibile, perché non penso che nella stessa serata accada questo, anche perché erano tutte belle, tutte meritevoli, quindi sì, si spera, però si fa quello che si può. Io sono stata molto dietro lei, perché io tifavo per lei da sempre, quindi, e lei però mi ha supportata, ecco questo. Poi ho avuto anche un piccolo incidente, perché mentre facevo le foto nel giardino mi appunta un'ape. No! Un'ape nel gluteo. E ho avuto tantissimo male, ho dovuto prendere un antistaminico e per un attimo ho pensato che non ce la facevo. Invece Bianca mi ha dato forza, e quindi che ho avuto un dolore abbastanza intenso, però poi pian piano con le sfilate è passato. Meno male, Sì, meno sì. male. Meno male, sì. Bene, carissimi amici, così io vi auguro una buona notte e noi ci vediamo alla prossima tappa di Miss Principessa d'Europa. Ciao! Le chitarre cantano forte, palma sbattono